beh che fa, tutto cresce e se ne va, passo riempennu, va bene più. Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi ci occuperemo, come avrete sentito dalle prime note, di Alleria, uno dei brani più ispirati, più belli di Pino Daniele, contenuto in nera metà. Il tema introduttivo di Alleria è suonato all'unisono da chitarra acustica e basso, accompagnati dal pianoforte. La parte di chitarra fa così. E poi parte il giro. Lo suono lentamente indicando le note e la diteggiatura. La, terza corda, secondo tasto, Mi, quinto tasto, seconda corda. Fa diesis, Mi, Re. Fa diesis prima corda, Mi seconda corda, Re seconda corda. Do diesis, Re do diesis. Sempre sulla seconda corda. Sempre sulla seconda corda. Do diesis, Re, Mi, Si. Si passa sull'A, sempre sulla terza corda, e con un semibarré si prende il Do diesis della corda sottostante. Si ripete lo stesso fraseggio. Da là, invece di tornare sul Do diesis, ci si sposta sul Sol diesis, terza corda. Prima volta, seconda volta. Sulla quarta corda tra Mi e Fa diesis, e con l'indice si prende la terza corda, La, quindi un movimento blues tipico. Stessa tecnica con il glissato appoggiato poi alla corda sottostante. Con il secondo dito vado a prendere il Do diesis della terza corda, con il primo dito prendo il Mi della prima corda e con il terzo dito prendo il Fa diesis della seconda corda, quindi fino ad arrivare all'A della prima corda, quinto tasto. Quindi arpeggio di La maggiore. Quindi Mi, Do diesis, La. Fa diesis, terza corda, undicesimo tasto. Mi, Fa diesis, terza corda. E parte poi il giro. La, settima maggiore. Do diesis minore. E poi parte la strofa. Io improvviso un fraseggio tipo questo. Ricorda moltissimo l'introduzione di chitarra di Wish You Were Here. Passiamo alla strofa. Passorie, beh che fa, tutto cresce e se ne va, eccetera. La settima maggiore. Re sesta con il basso in Mi. La posizione di Re sesta di riferimento sarebbe questa. Suonando in questo caso il basso di Mi, il quarto dito della mano sinistra
che in genere prende la tonica Re, lo possiamo omettere, lo togliamo, quindi. Passo Re, perché fa? Tutto cresce e se ne va, eccetera. Passo Re, penno, va bene più. Sol diesis minore, per passare poi in Do diesis nona diminuita, con il basso però in Sol diesis, per mantenere il pedale di basso in questo passaggio. Passo di penno, va bene più. Fa diesis minore, voglio sole. La settima, per m'asciuttare, Re settima maggiore, poi prende un Si con il Si a vuoto sotto, poi si passa in Si minore settima, voglio onorare. Io faccio anche questo passaggio, da là della prima corda strappo fino ad arrivare al Fa diesis che sta sotto il barré, Mi settima, ma ricordare, no, 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 Mi nona diminuita. Passiamo quindi al ritornello. La settima maggiore, passaggio su La diesis diminuita, Si minore, Mi settima, quindi alleria, per un momento devo scordare, ancora che bisogna un'alleria. Fa diesis minore, quando hai sofferto sabato sulla dia, la settima, poi Re settima maggiore e sai, io voglio rallucare. Questo è un Sol diesis con il mignolo che va a prendere il Do diesis della terza corda, sospendendo la terza, quindi diventa una quarta sus. E sai, io voglio rallucare, Sol diesis sus quarta, Do diesis minore settima, Fa diesis sus quarta, Si minore settima. Praticamente il passaggio è lo stesso e si sviluppa su due toni diversi. Poi passa a Re minore settima, quinto tasto, rimesso sulla mente, passaggio da Fa diesis sus quarta a Fa diesis settima, quindi l'alleria se ne va, Si minore settima, passaggio in Si bemolle settima maggiore, passaggio in Mi settima nona diminuita, per arrivare alla seconda strofa. L'alleria se ne va, passorie, perché fa, e passa sulla seconda strofa. Passiamo all'assolo che registrò cantando all'unisono ogni singola nota, una tecnica tanto cara a George Benson e poi utilizzata quasi sempre, eccetera. Per praticità non la canto.
Grazie mille per essere stati qui con me in questo nuovo tutorial e invito coloro che ancora non si sono iscritti a farlo. Ciao, al prossimo video!